Bentrovati. Da anni vengo rimproverato per il mio anti-berlusconismo, tra questi anche poco fa il direttore Gigi Di Meo. Ora che il Caimano è all'ultimo giro di pista, stanno diventando anti-berlusconiani anche alcuni che in questi 2 decenni sono stati i suoi reggicoda, i suoi maggiordomi. Alfano, il maggiordomo capo, ora pare, ripeto pare, si sia svegliato, si sia accorto che Berlusconi è in politica per tutelare i suoi affari, i suoi interessi e per non andare in carcere. Delle sorti dell'Italia e degli italiani il Caimano non se n'è mai curato. I fatti di questo ventennio sono lì a testimoniarlo. E ora nel PDL o Forza Italia o come diavolo si chiama oggi, volano gli stracci. Personaggi che fino all'altro ieri erano graniticamente complici di un delinquente, ora si insultano rabbiosamente. Alfano e compagni credono di crearsi una nuova verginità sparando al proprio padre padrone, al proprio passato. Ma non sarà facile far dimenticare ai cittadini che Alfano e soci sono stati suoi complici fedeli fino a ieri, che in questo ventennio hanno presentato e sostenuto tutte le leggi vergogna del Caimano. Pertanto vi invito a non cadere nella trappola di questi finti eroi. Sono solo dei maggiordomi che stanno cercando un altro padrone da servire. Il vecchio satrapo ormai è il passato, è arrivato al muoia Sansone con tutti i filistei. Quando si scriverà la storia di questo ventennio si dirà che l'Italia era ostaggio di un delinquente, ma questo pregiudicato ha potuto diventare padrone del paese solo grazie a quei maggiordomi presenti sia a Roma che nel territorio. Anche nella nostra regione ci saranno dei voltagabbana, personaggi che giorno fa vedevano in Berlusconi l'unto del Signore. Cambieranno anche loro presto i loro giudizi. Ricordiamoci quanto è successo a Craxi. Prima erano tutti craxiani, quando poi è scappato da Mamet in Tunisia per evitare il carcere era diventato per molti uno sconosciuto. Ma pure coloro che hanno sostenuto elettoralmente Berlusconi in buona fede, credendo alle sue menzogne, non sono esenti da colpe. Bastava mettere in fila i fatti e leggerli senza paraocchi. Lo so che è inelegante citarsi, ma tutto quanto sta avvenendo l'avevo previsto. Ecco un passaggio della mia isola dell'8 maggio scorso, poco dopo l'insediamento del governo Letta. Dico, Berlusconi può togliere la spina e far cadere il governo Letta quando gli farà comodo, come ha spiegato bene il ministro berlusconiano Quagliariello. Noi siamo in un gommone e Berlusconi ha uno spillone in mano, ci bucherà quando vorrà e senza troppi dispiaceri. Io penso, e su questo accetto scommesse sempre nell'isola dell'8 maggio, il governo Letta andrà in crisi quando si avvicineranno le udienze e poi le sentenze dei vari processi in cui è coinvolto Berlusconi. Dei milioni dei disoccupati, dei cassaintegrati, degli esodati, dei giovani senza lavoro, dei nuovi poveri, insomma dei tanti problemi che affliggono i cittadini di questo nostro disgraziato paese, a questo personaggio e ai suoi maggiordomi, suoi complici al suo servizio permanente, non gli può fregar de meno. E allora vi prego, sempre nell'isola dell'8 maggio, chi non è suo complice e lo segue in buona fede si svegli prima che sia troppo tardi. Ecco quello che vi dicevo appunto 5 mesi fa e che puntualmente si è avverato. Comunque ora il nostro paese servirebbe come l'aria che respiriamo dei veri statisti perché come disse De Gasperi, uno statista guarda alla prossima generazione mentre un politico guarda alle prossime elezioni. Lasciamo al suo destino questo pregiudicato che negli ultimi 20 anni ha dettato l'agenda politica del paese. 20 anni che hanno impoverito l'Italia e gli italiani, anche se ieri per disperazione ha votato e fatto votare i suoi servi rimasti fedeli alla fiducia al governo Letta. Il Caimano è politicamente morto. Oggi c'è un bisogno disperato di cambiare pagina, di una politica seria che rimetta in piedi questo paese, che risolva i problemi urgenti di quella gente che sta provando sulla propria pelle il ritorno a momenti di grande difficoltà vissuti in altri periodi storici, qualche decennio fa, che credevamo di aver lasciato definitivamente alle spalle. Ma questo potrà avvenire solamente se non solo Berlusconi, ma la maggior parte dei suoi complici di destra, di sinistra, di sotto e di sopra, vecchi arnesi che in questi lunghi anni hanno fatto gli affaracci loro. In questo modo verranno spediti a casa o in luoghi meno piacevoli, dove si vede il sole a spicchi. Ci rivediamo giovedì prossimo.